Sempre alle Domeniche del Gusto, siamo presenti oggi con Giulia Carpino, Giulia Carpino, di dove? di Siracusa, Ristorante? Torre d'Oriente. Cosa ci andiamo a preparare oggi? Aspetta che vedo qua a fianco anche c'è tuo collega. Certo, Giovanni Dragonetti, provincia di Matera. Lavoro anche io per Torre d'Oriente, a Modica, seguendo lo chef. Io sto preparando una salsa inglese alla liquirizia e questo è un cremino all'anice e caffè, con un biscotto di pistacchio. Ok, perfetto. Allora iniziamo prima con Giulia e poi finiamo con te direttamente. Vediamo Giulia cosa ci deve andare a preparare. Io vi ho preparato un couscous di verdure grigliate e ciliegino con una tartare di salmone affumicato e della pesca e della mela verde. Il tutto con una puttanesca fredda e delle mandorle tostate a filetti sopra. Vediamo il procedimento. Allora, abbiamo preparato il couscous e a parte abbiamo fatto le verdure grigliate. Tagliamo le verdure grigliate a mo' di concassè col ciliegino e amalgamiamo tutto e condiamo sale, pepe, menta, aglio. Poi a parte ci prepariamo la tartare, il salmone fresco, lo tagliuzziamo tutto a mo' di tartare, poi lo condiamo con della pesca, della mela verde e delle erbe aromatiche della contea di Modica in questo caso, quindi del finocchietto, del timo, ho preso Quindi facciamo rientrare i prodotti del territorio. tutto prodotto del territorio, a parte il salmone naturalmente. Va bene. e delle mandorle che facciamo tostare in forno già a filetti e dopodiché li usiamo per condimento. Per la puttanesca invece usiamo del pomodoro ramato, dei capperi, del basilico, una lamella d'aglio, dell'olio extravergine d'oliva e frulliamo tutto e passiamo a sionase. E poi una decorazione con Vediamo. del rosmarino, Vediamo un una attimino. decorazione con la Vediamo mela. il procedimento allora dell'incisione della mela per fare una decorazione. Sì, facciamo un ventaglio di mela verde. Un ventaglio di mela verde. Sì. E andiamo a finire con un gelo d'olio di extravergine d'oliva e un po' di salsa di puttanesca. Colori nero e rosso che spicca in maniera decisiva, sì, infatti. Secondo me non ci sono commenti, non sono parole Ecco il mio per gusto. descrivere il piatto. Solleviamo il piatto, lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori del canale mangiarebenenonsolo.it e vediamo un attimino come si chiama, quindi ricordiamo il nome del piatto? Couscous con verdure grigliate, tartare di salmone, pesche e mela verdi e mandorle tostate con una puttanesca fredda. Benissimo. E continuiamo invece con, abbiamo ricordi? Giovanni Dragonetti. Con Giovanni. Vediamo un attimino cosa ci va a preparare. Qui abbiamo fatto questa salsa inglese che è latte, panna, tuorlo d'uovo, zucchero, portando in ebollizione, poi mettendo nella liquirizia, il liquore di liquirizia, facendo arrivare a 75 gradi e abbattendola. Filtrandola abbiamo avuto questa salsa inglese che andiamo a usare sotto il cremino. Il cremino è fatto sempre con latte della panna e poi c'è del caffè solubile, anice stellato, fatto macerare per 24 ore, una notte, poi portato in ebollizione, aromatizzato ancora con del cardamomo anche, messi degli stampi in silpat e congelato. Poi, È congelato, per dare giusto la dargli- consistenza giusto e la forma. consistenza. Questo invece è un biscotto che andremo a sbriciolare sopra, un biscotto di pistacchio. Quindi alla fine dopo, diciamo, Sì, alla come fine decorazione. sì, come per avere il croccante, visto che abbiamo un cremino. Perfetto. E andiamo a sbriciolare questo biscotto. Questo biscotto è un biscotto meringato al pistacchio. Si fa una meringa all'italiana, si mette del pistacchio tritato e si fa asciugare in forno a 120 gradi. Benissimo. È questo tutto. Vabbè, allora vediamo un attimino la preparazione, quindi le varie fasi. Quindi andiamo a mettere questo biscotto vicino al nostro cremino. Vediamo sopra del caffè solubile che andando in abbattitore scende sotto perché è più pesante e si vede nella forma di sopra, ecco perché. Quindi un piatto anche abbastanza veloce, perché una volta preparati prima, diciamo, i vari biscotti, le varie forme. Sì, è molto lungo nella preparazione, però dopo è molto rinfrescante d'estate, un piatto molto estivo, questo qui. Ed ecco questo qui. E Questo così è diamo- un cremino all'anice e caffè,
su una salsa inglese alla liquirizia e biscotto di pistacchio meringato. E volevo anche ricordare che Giovanni collabora insieme a Giulia, se non ricordo male, viene vicino di Giulia, anche in un altro ristorante qua a Siracusa. Quale? Vite e Vitello. Vite e Vitello. Quindi dove si trova? In Ortigia? In Ortigia, se no, in via Maestranza. In via Maestranza, benissimo. Quindi dà un appuntamento anche se vogliono dare la possibilità ai siracusani di assaggiare questo dessert, è facile che lo possiamo trovare anche a Vite e Vitello. Va bene, ringraziamo Giulia e Massimo e ci vediamo sulla prossima puntata.